Oltre 7 milioni di oneri concessori sottratti alle casse del comune di Licata in maniera indebita. Le intercettazioni telefoniche e le indagini della Guardia di Finanza avrebbero confermato i sospetti investigativi che in buona parte furono denunciati anche dall'associazione a testa alta. Il dirigente del Dipartimento Urbanistica del comune di Licata, Vincenzo Ortega, 57 anni, e l'imprenditore di Caltanissetta, Luigi Francesco Geraci, 74 anni, responsabile della società che ha realizzato il nuovo porto turistico, rischiano un processo con l'accusa di abuso d'ufficio in concorso e per il solo Ortega falsità materiale ideologica commessa da pubblico ufficiale. Il pubblico ministero Andrea Maggioni, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto il loro rinvio a giudizio. Nei prossimi giorni sarà fissata l'udienza preliminare che si terrà davanti al giudice Alfonso Malato. Al centro della vicenda la realizzazione del complesso denominato Porto Turistico Marina Cala del Sole, con centinaia di posti barche e altri servizi annessi, fra i quali spiaggia privata, camere, parcheggi e area ristorazione. Il progetto è stato realizzato dalla società Iniziativa Immobiliare SpA, di cui Geraci è legale rappresentante. Nel 2006 ha ricevuto una concessione di superficie demaniale marittima. A Ortega si contesta di aver avuto un atteggiamento di favoritismo nei confronti della società, che in un primo momento realizzò pure il centro commerciale, in seguito venduto a un gruppo calabrese, facendogli risparmiare oltre 7 milioni di oneri concessori, che, sostiene il PM Maggioni, sarebbero stati dovuti per la realizzazione di una serie di strutture, in particolare di cabine, locali commerciali e servizi. La vicenda peraltro fu anche al centro di un contenzioso fra lo stesso Ortega da una parte e dall'altra l'ex sindaco Angelo Graci e il commissario straordinario del comune Maria Grazia Brandara. Al solo Ortega infatti si contesta di aver redatto 5 relazioni, di cui 4 indirizzate a Graci e una a Brandara fra il 2011 e il 2017, con cui si attestava falsamente l'esistenza di presupposti che giustificassero l'esonero per la società di Graci del pagamento degli oneri concessori per 7 milioni e 200 mila euro. Gli aspetti tecnici legati all'inchiesta sono stati esaminati dall'architetto Luciano Montalbano, consulente del PM. Durante le indagini è stato anche interrogato l'ex sindaco di Licata Angelo Graci e sono state intercettate le utenze telefoniche.